Frequentemente i giornali parlano di indicatori sanitari e fanno confronti tra servizi sanitari regionali e quello nazionale. Recentemente è uscita una statistica dalla quale risulta che in Friuli Venezia Giulia la durata media della degenza è superiore alla media nazionale. Speriamo che sia perché da noi sono meno frequenti le dimissioni fra virgolette selvagge piuttosto che a difficoltà di dimissioni protette. Diciamo subito che è ragionevole ammettere che non vi è certezza di correttezza della compilazione delle schede ospedaliere, per cui tutti questi dati è meglio prenderli con le pinze. In Friuli, per esempio, le infezioni post-chirurgiche hanno una incidenza di circa la metà rispetto alla media nazionale e questo è sicuramente positivo, però non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti delle infezioni perché restano comunque alte quelle correlate con le cure mediche. La vita in comunità, specie in soggetti fragili, è un fattore di rischio per le infezioni respiratorie, quali polmoniti o broncopolmoniti. Gli ospedali, le case di riposo e anche le RSA, residenze sanitarie e assistenziali, sono ambienti a rischio. L'affollamento, anche in ambienti di degenza, ne è uno specifico fattore di rischio. Sempre più le camere di degenza sono a pochi letti, mediamente 2, e questo è un dato positivo. Sono un po' preoccupato perché in regione è ancora consentito di ospitare anziani in RSA in camere a 3 e anche a 4 letti. Pur apprezzando i contenuti della recente delibera regionale che stabilisce i requisiti dell'accreditamento, resto un po' preoccupato perché lì ancora risulta l'accettabilità delle camere a 4 letti. Guardando al futuro, riterrei che arrivare a camere di degenza a 2 letti anche per l'RSA, debba essere un obiettivo di qualità per il servizio sanitario regionale e sociosanitario e per ridurre le infezioni correlate alle cure. Grazie a Giovanni Del Ben, che è il nostro medico forense opinionista per quanto ci riguarda della sanità.